Amiche e amici, buongiorno, benvenuti in diretta con Ore 13. Mi auguro che questa vostra settimana stia andando al meglio, anche in vista di quella che poi è una delle più grandi festività di quella che è la nostra cultura religiosa, che è la Pasqua, che ovviamente è anche un momento per stare in famiglia e per prendersi un po' di riposo e stare con i propri cari. In questa settimana, nella quale noi sappiamo che molti di voi, tra l'altro, saranno in giro per strada, vogliamo sollevare un allarme che è dato da tutta una serie di vicende tragiche che stanno avvenendo in questo periodo in particolare e che tra l'altro proprio in questo inizio del 2018 hanno visto le strade di Treviso del Veneto veramente tornare serenamente ad avere l'appellativo di killer, perché purtroppo c'è stata un'impennata delle vittime sull'asfalto. Allora, quindi oggi parliamo di questo tema, ovviamente non è che vi vogliamo rovinare la Pasqua, però siccome la Pasqua e tutti i giorni dell'anno possono essere tragicamente rovinati da disattenzione o quant'altro, è bene che ci riflettiamo su. Con chi? Allora, innanzitutto con Maria Mennella, che è un genitore purtroppo di una vittima della strada. Buongiorno Maria. Buongiorno. Poi abbiamo il comandante della Polizia Stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi. Buongiorno. Buongiorno comandante. E poi il presidente dell'ACI, sempre di Treviso, che è Michele Beni. Buongiorno. Più tardi avremo anche al telefono in diretta con noi Alberto Palotti, che invece è presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Allora 0422 162 6798 e oltre al telefono, se avete piacere di interagire con noi, potete utilizzare anche la pagina di Antena 3 di Facebook, dove c'è un post dedicato alla puntata di oggi e se avete piacere appunto di scrivere, farci delle domande e quant'altro, sicuramente la riprenderemo. Allora, prima di capire anche sentire la testimonianza della signora Maria, che è qui con noi oggi, volevo un commento, no, a questi dati che sono estremamente allarmanti. Comandante, insomma, innanzitutto purtroppo stiamo tornando ai livelli da cui ci eravamo distanziati nel tempo con un grosso lavoro di prevenzione. Diciamo che sicuramente il trend è stato negativo, perché c'è stata una recrudescenza comunque del fenomeno, soprattutto legato ai giovani, che è la vittima molto giovane per incidente stradale. È un fenomeno che avevamo un po' cominciato a dimenticare, perché è un fenomeno più legato agli anni 90 e i primi anni 2000, insomma, e quindi diciamo il target dell'incidentalità trevigiana soprattutto, ma in generale un po' un fenomeno, un trend nazionale, era più legata alle fasce di età più alte. Quindi il fatto di aver avuto in pochi mesi dall'inizio dell'anno numerose vittime molto giovani, neopatentati o poco più, ovviamente ci ha allarmato parecchio. Infatti stiamo cercando di intervenire in maniera forte dal punto di vista della comunicazione e grazie a voi per questa anche occasione in più e ulteriore per poter parlare del fenomeno, perché non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Avevamo ottenuto ottimi risultati, siamo sicuri che ne otterremo ancora e ci auguriamo che questo sia stato solo un caso, insomma, che all'inizio dell'anno sia partito così male, però è bene non abbassare la guardia. Insomma, dal nostro punto di vista ovviamente porte aperte, anzi schermi aperti, perché ovviamente insomma, stiamo parlando di persone, di grossi problemi che riguardano innanzitutto le famiglie, vedremo in quale modo, ma volendo anche essere estremamente cinici, le vittime della strada non sono solo coloro che purtroppo perdono la vita, ma ci sono anche tutta una serie di conseguenze anche per coloro che rimangono in vita e che poi hanno un impatto sociale non da poco. Quindi assolutamente. Orecchie belle aperte oggi e ascoltate, perché qua oggi sicuramente vi arrivano anche dei consigli o anche qualche tirata d'orecchie, perché reputo che insomma il buonismo da questo punto di vista non porti tanto in là. Dottor Beni, dal punto di vista dell'incidentalità, occhio perché ho avuto io un piccolo incidente in bocca, quali sono i fenomeni più rilevanti di questi ultimi periodi? Richiamo a quanto ha detto il dottor De Ruosi ora con riferimento all'aumento dell'incidentalità di questo primo trimestre del 2018. L'Unione Europea aveva e ha un obiettivo, cioè dal 2010 al 2020 dimezzare il numero dei decessi. Abbiamo avuto un trend positivo dal 2001 al 2014, poi abbiamo avuto un'alternanza, il 15 e 16 con aumento e una diminuzione, il 2017 invece c'è stato un aumento dei decessi a livello nazionale, un aumento consistente perché soltanto
in termini di probabilità l'aumento di percentuali di sinistri stradali è pari a un 7,5% di decessi. Se poi ci richiamiamo all'ultimo periodo, addirittura a gennaio, questa è una comunicazione che ci è pervenuta appunto al Ministero dell'Interno, febbraio 2018, dal 1 gennaio al 21 gennaio a livello nazionale 2018 gli incidenti sono aumentati di 102, i mortali 19 in più e i feriti 91 in più. E il dato preoccupante a livello nazionale si ripercuote su quello provinciale, perché infatti c'è stato un aumento di morti. I giovani sono quelli interessati, i giovani, i pedoni, non solo i conducenti di veicoli, ma anche i pedoni, e la signora potrà testimoniare poi, e qual è la causa? Velocità, non adozione dei sistemi di sicurezza, le cinture di sicurezza che vanno portate non solo a chi sta davanti ma anche a chi sta dietro, ce lo conferma il comandante della Postrada. E questo è un dato allarmante, del motivo per il quale ci stiamo attivando, già lo facciamo sempre, ma noi come Automobili Club Treviso e le istituzioni ci stiamo attivando ancora di più nel offrire un servizio di richiamo a quella che deve essere la corretta condotta di guida, ma vale per tutte le età, vale per il giovane come anche per la persona che ha una certa età, ma anche per gli anziani. E questo perché? Perché tutti devono essere coinvolti in quelle che sono il rispetto delle norme di sicurezza. Allora, signora Maria, ha già fatto riferimento il dottor Beni appunto al fatto dei pedoni, perché insomma, la sua famiglia è stata vittima di un grave lutto nel 2014 dove è mancata Sara, corretto? Sì, correttissimo. Che era sua figlia. Esatto. Ci vuole raccontare qual è stata la dinamica innanzitutto dell'incidente? Sara erano a casa ed è arrivata una coppia di amici. Poiché era il venerdì sera, fra le altre cose, i ragazzi hanno deciso di non uscire per non spendere soldi e di rimanere a casa a giocare alla PlayStation, solamente che avevano il problema che erano senza sigarette. Per cui la Sara e la sua amica partono e arrivano sulla Marosticana dove c'è un distributore di sigarette. Sara ferma il veicolo nelle prossimità dell'attraversamento pedonale e tenta di impegnare l'attraversamento pedonale. Arrivano due motorini che si fermano e le danno la precedenza, per cui Sara attraversa. Nel mentre arriva un veicolo ad alta velocità con conducente ubriaco, ahimè, la centra in pieno, la sbalza su un altro veicolo che proveniva in senso opposto, viene trascinata per un bel po' in strada. Interviene il SUEM, i medici rianimatori, corsa in ospedale, telefonata da parte degli amici dove mi dicono: vieni in ospedale, Sara, non ti preoccupare, Sara è stata investita. Quando sono arrivata all'ufficio informazioni, pronto soccorso, mi hanno detto: guardi, sua figlia è in rianimazione. Il mio cuore forse lì ha avuto il sobbalzo e ho intuito quasi tutto, però il cervello rifiutava. Dopo un paio d'ore d'agonia purtroppo Sara ci ha lasciati all'età di 24 anni. Era una ragazza normale, amava tantissimo la vita, solare, e la cosa più straziante di tutte, vede, io sono arrivata qua 35-36 anni fa in Veneto, sono di origini meridionali e mi stavo crescendo 4 figli da sola. Sara era la maggiore. Come ha smesso gli studi, lei ha deciso di andare a lavorare in fabbrica per aiutarmi ed era un grande sostegno per me ed era un grande indirizzo per i suoi fratelli, perché poi fra ragazzi si sa
che forse si ascoltano più i consigli dei fratelli e delle sorelle che quelli Certo. dei genitori. Ma allora intanto, signora Maria, noi la ringraziamo perché forse quando ci vengono anche quei gesti spontanei, no? Perché magari appunto tira sul telefono per leggere il messaggio oppure schiacciare un attimo di più il pedale dell'acceleratore, è ovvio che quando si fanno queste cose magari un po' in automatico non ci pensa, non si ragiona, però poter anche, mi perdoni, ma usufruire delle sue parole, della sua testimonianza, magari scatta quella molla in più che in termini di comunicazione può agevolare e evitare altre vite. Non dovrebbe funzionare così, cioè, perché poi, attenzione, Lo sappiamo, non dovrebbe funzionare. non dovrebbe funzionare così, però possiamo solo ringraziare il coraggio di una madre che si presenta qui oggi. Sa che non è facile venire a esporre il proprio dolore, non è per niente facile, ma io lo faccio in memoria di Sara e per tutte le vittime, perché vorrei che nessun'altra famiglia provasse quello che abbiamo provato noi. Io vorrei che in strada si morisse di meno con l'attenzione e con l'impegno di tutti, io inclusa. E noi con l'associazione familiari ci sveniamo, ci sgoliamo dalla mattina alla sera, ma vedo che la gente questo non lo vuole intendere, non so per quale motivo. Proviamo a capirlo anche dopo, perché lei giustamente ha vissuto il suo dramma, però penso che purtroppo, soprattutto chi sta poi in strada delle forze dell'ordine, non diventa un'abitudine, però una frequenza molto elevata assolutamente sì. Una piccola pausa e poi torniamo a parlare del pericolo nelle strade. Eccoci di nuovo in onda con ore 13 0422 167, l'ho perso, 162 6798 se avete piacere di parlare con noi. Un cenno dalla regia se per caso abbiamo la telefonata prevista. La regia non mi dà cenni, stiamo per, perfetto. Allora grazie Andrea. Allora dicevamo, quanto è fondamentale innanzitutto avere questo tipo di testimonianze, no? Moltissimo, moltissimo, infatti ringraziamo tutti la signora perché, come ha detto lei, non è facile parlare, non deve essere facile parlare del proprio caso personale, però ha un grandissimo effetto comunicativo e questo, insomma, noi, come dire, ci auguriamo tutti, oltre a ringraziarla, ci auguriamo che continui perché è veramente una cosa importante. Grazie. Allora, si diceva che poi c'è questo incremento incredibile di decessi cioè, nei confronti dei pedoni, no? Cioè pedoni che attraversando la strada, che sia sulle strisce o meno, e lì vuol dire distrazione l'uno dell'altro. Assolutamente, esatto. Assolutamente, questo è il dato significativo, io penso che anche il collega Dell'Aci lo potrà confermare. Noi abbiamo questo spaventoso trend di distrazione che ha fatto sì che per la prima volta dopo 20 anni in cui la causa principale di incidentalità e di mortalità sulla strada è stata la velocità e l'alterazione alla guida, sono sempre stati i motivi principali delle vittime della strada, degli incidenti. Nel 2015 per la prima volta nella storia del nostro paese, almeno che io sappia, ma poi chiederò conferma, è diventata la distrazione la prima causa di incidente. Ora noi sappiamo benissimo nel nostro tempo qual è la prima distrazione alla guida, come anche non alla guida. Sì, no, anche per coloro che camminano, appunto. Esatto. Scusi se la interrompo, vedo che al telefono dovremmo avere Alberto Palotti. Pronto? Buongiorno, sì, sono qua. Buongiorno, eccoci. Intanto grazie per la disponibilità, stiamo parlando con il Presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Allora, lei probabilmente, non so se ci ha seguito o meno in questa prima parte di trasmissione, comunque sostanzialmente abbiamo qui con noi Maria Menella che Ciao Maria. ci ha raccontato la tragedia che ha vissuto e che in qualche modo sta ancora vivendo e abbiamo detto come sia fondamentale. È
è emblematica di quello che è sono gli incidenti stradali, la tragedia di Maria e di sua figlia Sara, è emblematica della situazione che abbiamo sulle strade oggi. Dal vostro punto di vista, insomma, mi sembra, sono anche domande che mi perdoni, ma visto il visto il tema della trasmissione mi sembrano stupide, però insomma, che tipo di messaggio vuole mandare, che tipo di messaggio manda la sua associazione? La nostra associazione manda il messaggio che, signori, nonostante tutte le cose che abbiamo fatto, i provvedimenti, l'omicidio stradale, le leggi, la repressione che si è purtroppo dovuti arrivare sulle strade, la prevenzione, tutto quello che ci siamo impegnati negli ultimi 20 anni, ma strettamente negli ultimi 10, ancora sulle strade si continua a morire, ed è una strage infinita che porta via 4.000 persone l'anno e 12.000 feriti gravissimi. Quindi non è che abbiamo risolto il problema, l'attenzione va mantenuta alta, purtroppo abbiamo dei casi che continuano a susseguirsi e nonostante tutti i nostri sforzi, ma anche delle istituzioni, di tutti, purtroppo questa strage continua ed è preoccupante. Senta, una provocazione a lei ma anche agli ospiti che ho qui in studio. Sì. Non è che troppo spesso nel nostro Paese si attenda l'istituzione che faccia qualcosa e come dire, si dimentichi il ruolo che tutti noi abbiamo nel prevenire? Perché io ho l'impressione che questo valga molto anche per la cosa degli incidenti, cioè sembra sempre che è colpa perché manca la rotonda, perché non c'è un segnale stradale, perché non c'è quella legge lì. Ma se io investo uno sulle strisce perché sto guardando il telefonino non è colpa, non c'è un'istituzione che ha una colpa. Certo, i mali, guardi, è una provocazione quella che lei dice, perché da un lato è giustissimo quello che dice, da un altro lato se noi colpevolizziamo solo l'utente della strada non capiremo mai quello che sta alla radice dell'incidente stradale. L'incidente stradale pare un tributo doveroso da pagare al progresso. Diciamo che quando tu hai una tematica che porta via 1 milione di persone l'anno nel mondo, e questa è una nostra stima, 1 milione di persone l'anno muoiono per incidente stradale al mondo, sto parlando. Sono più di 30.000 solo in Europa, e se escludiamo la Turchia, perché la Turchia non fornisce dati attendibili, potrebbero essere anche 50.000 vittime in Europa. Stiamo parlando di paesi industrializzati, stiamo parlando di paesi più progrediti. Io sono d'accordo su quello che lei dice, nel senso che possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, possiamo fare tutta la repressione che vogliamo, tutta la prevenzione che vogliamo, ma poi se l'utente della strada si mette alla guida in condizioni che non può guidare, sotto l'effetto dei sostanze stupefacenti o dei alcolici, è anche vero che si fa fatica a fermare l'incidente stradale. Però è logico che da tutte le componenti, dalle istituzioni, dalle associazioni, dai politici e dagli utenti della strada ci vuole impegno, da tutte le parti, non si può dire, certo, perché sennò è troppo facile dare la colpa all'utente della strada, cosa che noi vogliamo evitare che succeda. Questo messaggio non vogliamo che passi. No, dicevo il contrario io, cioè che non ci si senta esenti dalle responsabilità, perché diciamo che come cittadini italiani abbiamo un po' questa abitudine, no? Che è sempre colpa dell'altro o è colpa dello Stato. Sì, lo scaricabarile, è un fenomeno tipico della mentalità italiana, ma non credo che sia solo italiana, è una mentalità che uno non viene insegnato fin da piccolo a prendersi le proprie responsabilità, perché viene protetto, perché gli si concede e perché è bambino piccolo, ma è da lì che bisogna cominciare con l'educazione. Noi abbiamo visto che fa molto effetto andare nelle scuole a parlare, ma quando tu vai a parlare nelle scuole che hai 10 bambini che ti stanno ascoltando e altri 150 bambini che non stanno ascoltando perché fanno le cose loro, giocano e non prestano attenzione a questi temi veramente importantissimi, ci si rende conto come solo a 10 bambini passa il messaggio, mentre gli altri invece, noi facciamo gli incontri nelle scuole e cerchiamo di limitarli a pochi bambini, a una classe sola, proprio per evitare la dispersione, perché poi dopo i comportamenti che vediamo in giro, che i bambini sono senza cintura, senza seggiolini, dopo li dobbiamo riscontrare, perché in Italia muoiono più di 300 bambini l'anno, stiamo parlando di incidenti stradali, no? Non pochi, perché non sono assicurati, perché non hanno la situazione giusta dentro le macchine, perché sono lasciati liberi di scorazzare all'interno degli abitacoli. Se voi andate fuori da una scuola a vedere i comportamenti dei bambini quando vengono presi dai propri genitori, voi notate all'interno delle macchine come sono lasciati liberi di girare con la mamma che guida o il papà che guida. Questa è una cosa che è una problematica di tutti, dobbiamo fare in modo che
questo cessi, perché una persona non se ne rende conto, ma basta, quando uno non è assicurato dentro il veicolo, basta una frenata brusca, basta un cambio di direzione, il bambino vola via, vola fuori dalla macchina e te lo trovi in strada dopo. È questo che non viene, oppure l'airbag anche, lo stesso airbag ammazza le persone davanti che non sono assicurate dagli idonei dalle cinture di sicurezza. Perché? Perché la plastica che esplode dell'airbag è molto pericolosa e bisogna stare attenti a non colpirla quella plastica, e le cinture servono per quello, ma non ci si pensa che il collo di un adulto può reggere un urto del genere, ma il collo di un bambino... Noi abbiamo incidenti ancora in Italia che uno si carica il bambino in braccio per farlo guidare, presente come si faceva una volta che i papà ti tenevano sulle gambe a guidare. Abbiamo incidenti dove i bambini sono morti per questo motivo, perché da una cosa ai 20 all'ora si è aperto l'airbag, il bambino era davanti ed è stato ucciso dall'airbag stesso. Quelle sono cose che uno non ci pensa, però lo fanno ancora. Ma con la macchina con l'airbag non si può più fare questa cosa qua. Una volta se non c'era l'airbag andavano in mezzo ai campi, andavano ai 20 all'ora e si poteva concedere una cosa così. Adesso invece anche ai 20 all'ora può diventare mortale. Questa è la realtà. Signor Palotti, la ringrazio, grazie per il suo contributo, tra l'altro vedete, grazie, la saluto e penso che i nostri ospiti qui la salutano, grazie ancora. È incredibile come poi vengano fuori delle cose che giustamente uno non ci pensa, tipo anche questa, dici ma sì dai, che cosa vuoi che sia? E invece ti trovi che stai veramente portando a rischiare la vita il figlio, il nipote o il figlio degli amici. Sì, forse richiamandomi a quello che ha appena detto il Presidente del Fondo Vittime della Strada, una riflessione va fatta credo anche, e perché mi è stata riferita, noi come Automobile Club organizziamo anche le pillole di sicurezza per gli over 65, cioè le persone che hanno più di 65 anni, organizziamo degli incontri. Perché anche le persone di una certa età hanno bisogno di un ripasso per quanto riguarda le regole della circolazione stradale, e molti ci chiedono per esempio come devono comportarsi in una rotatoria, perché non lo sanno, perché non sono stati aggiornati, alcuni cartelli nuovi non li conoscono, ma nessuno ci insegna, e giustamente uno non può essere un autodidatta per occuparsi e quindi apprezzano molto questa iniziativa dell'Automobile Club di coinvolgimento anche delle persone che hanno oltre, quindi non sono solo i ragazzi destinatari. Però devo dire una cosa, che alcuni di questi anziani, persone over 65, ci hanno raccontato di episodi di ragazzi, nipoti, che magari trasportano, spesso e volentieri i nonni si rendono utili, e che lamentano il fatto che il ragazzino non indossi la cintura di sicurezza. Quindi il nonno richiama e dice metti la cintura. La risposta più di qualche volta è stata questa: ma il papà non usa la cintura di sicurezza. Quindi la deduzione è una buona educazione da parte dei genitori nei confronti dei figli, perché noi possiamo adoperarci in tutti i modi nell'impartire l'educazione stradale a tutti dei bambini, perché cominciamo a seguirli dall'asilo nido quasi fino ad arrivare alla quinta superiore con varie iniziative, e grazie alla collaborazione anche della Polstrada riusciamo a fare cose utili. Però un problema è questo: non basta che noi insegniamo ai ragazzi, occorre che i genitori aiutino a rispettare, siano collaboratori nel rispettare le norme della sicurezza stradale, perché altrimenti seminiamo da una parte, sì, ma non raccogliamo, ma non dico che tutti i genitori, però è successo. Come mai alcuni nonni ci hanno riferito questi particolari? Sì, ripeto, una riflessione va fatta, vanno e fatte ci colleghiamo sempre al ragionamento di prima. Certo, siamo tutti complici e tutti dobbiamo però anche renderci utili nel prevenire quelli che sono i sinistri mortali e l'incremento. Fonte di distrazione gravissima alla guida è l'uso indiscriminato del cellulare. Sì, poi questo i genitori ne danno esempio. E poi entriamo anche in questo tema. Linea alla regia. Grazie. Strade killer, sentiamo insomma dalle testimonianze dei miei ospiti oggi come ci siano assolutamente delle cattive abitudini e contemporaneamente poi si arrivano a vivere situazioni estremamente drammatiche. Si stava facendo anche la riflessione che alla luce di tutti i sistemi di sicurezza interni al veicolo, quelli diciamo chiamiamoli passivi, quelli probabilmente avevano contribuito a diminuire le vittime. Se stanno aumentando di nuovo vuol dire che veramente vale doppio l'allarme.
Non so se siete d'accordo. Le macchine moderne sono indiscutibilmente più sicure delle macchine di un tempo. Abbiamo fatto vedere concretamente un caso proprio di una nostra pattuglia che durante un'attività di servizio ha avuto un incidente anche piuttosto serio, perché è passata con un semaforo rosso, quindi è stata urtata e colpita da un altro veicolo con 8 airbag dentro la macchina e le cinture di sicurezza. I nostri operatori non si sono fatti un graffio, per carità, c'è sempre la fortuna, aiuta sempre, tutto quello che vogliamo, però come dire, i comportamenti corretti anche sulla sicurezza passiva sono decisivi. Gli ultimi casi di incidenti mortali di Treviso, l'ho detto già e lo ribadisco chiaramente, quasi certamente non sarebbero stati mortali se fosse stata usata la cintura di sicurezza, perché le persone purtroppo sono state sbalzate fuori dal veicolo dove hanno riportato le lesioni maggiori. Mi dispiace dirlo perché come dire, in qualche modo è un qualcosa che attiene anche alla responsabilità della stessa persona, e quindi spiace dover dire, però è così. Però è così, cioè, se non aumentiamo la cintura pensiamo che ne sono mancati purtroppo 3 o 4 nel giro di 2 mesi perché non ce l'avevano. E se le case sviluppano dei prodotti che comunque al loro interno c'è una riduzione del rischio per quel che riguarda la salute, però nel momento in cui uno viene sbalzato fuori perché mette la cintura, lì non è che ci si può inventare tanto di diverso. Prima della pausa per la pubblicità, scusi, vedo che c'è qualcuno al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Pronto? Siamo dalla provincia di Treviso. Buongiorno, prego. Buongiorno, volevo chiedere un'informazione. Se io sto guidando e davanti di me c'è un'autovettura che per caso o ha fatto un sorpasso in maniera dove non doveva fare, oppure sta guidando in maniera impure e scorretta, io se ho qualcuno a fianco che posso riprenderlo e dopo eventualmente chiamare la polizia, oppure riprenderlo col telefonino intende, o riprenderlo a parole? Sì, col telefonino. No, parole no. No, dico fare un video, era giusto per chiarire. Sì. Ok. Sì, lo chiediamo al comandante, grazie. Vi faccio un episodio in autostrada che mentre siamo nella nostra corsia c'è gente che si sorpassa sulla destra, ma non a velocità, perché sulla sinistra sono già occupate, su quelle in centro si sorpassano su quella di destra. Oppure come oggi in casa da lavoro e c'è una davanti di me che va via neanche 40 all'ora col telefono in mano, ha fatto una colonna allucinante. E quello dietro di me si è stancato di aspettare, io non mi sono permessa di sorpassare perché non si poteva, però si è trovato in una situazione che veramente si è rischiato da sorpassare. Grazie. Se io dovessi riprendere, ecco, guarda, questo volevo chiedere. Grazie. Allora signora, per rispondere alla signora che assolutamente fa una domanda molto curiosa, cioè interessante, dobbiamo chiarire che il nostro sistema legislativo non consente ai cittadini di contestare le violazioni ad altri cittadini, lo consente solo alle forze dell'ordine, quindi l'eventuale video della signora non potrebbe essere utilizzato per contestare una violazione amministrativa. Diverso il fatto se si tratti di una violazione penale. Se la signora dovesse riprendere un comportamento delittuoso, allora il video potrebbe essere utile non per dimostrare la colpevolezza di qualcuno, ma per aiutare gli investigatori, le autorità a chiarire le dinamiche. Ma nel caso della violazione amministrativa, quindi il sorpasso pericoloso, la guida col telefonino, cose del genere, il video della signora non potrebbe essere utilizzato. Quello che invece la signora potrebbe fare, e questo lo diciamo, per questo la domanda è interessante e lo diamo come suggerimento a tutti, è invece che usare il telefonino per fare il video, usare il telefonino per chiamare le forze dell'ordine, perché potrebbe essere che la sorte, diciamo, sia benevola e ci sia qualche pattuglia lì vicino che possa intervenire non per quello che l'utente ha già commesso, ma per quello che l'utente commetterà, perché tendenzialmente questi comportamenti non sono mai isolati. Chi guida così guida male e quindi lo fa sempre, quindi se la signora ci avvisa noi potremmo avere la possibilità di intervenire noi o chi per noi, insomma qualcun altro, chi è lì, e magari riuscirebbe a trovare un comportamento scorretto e a contestarlo immediatamente. Signora Maria, lei prima accennava a questa cosa del telefonino, no? A parte che ne abbiamo già parlato, però probabilmente è uno degli oggetti che sta incidendo di più indirettamente o direttamente su quello che sta accadendo nelle strade. Tantissimo, e incide.
Voi ne parlate anche quando fate Noi ne gli parliamo incontri? sia quando facciamo gli incontri con l'associazione e onestamente non davanti alla forza dell'ordine, però ho riscontrato che molte persone hanno il coraggio di alzare la mano e dire: è vero, io lo faccio, e sono tante. Quell'attimo lì di distrazione, quel togliere gli occhi dalla strada, in alcuni casi si rileva fatale per la propria sicurezza e per quegli altri che tu coinvolgi. Penso che il senso del tempo e il senso della vita lo dobbiamo un attimino rivedere. Assolutamente, penso che sia un invito... Prego. No, mi volevo richiamare a quello che correttamente diceva la signora sull'improprio uso del telefonino, che vale per tutti comunque, anche per i pedoni, perché se a livello nazionale nel 2015-2016 abbiamo avuto un aumento del 3,3% di condotta scorretta da parte dei pedoni, sono i ragazzi che camminano con gli auricolari, e non solo il sentono... telefono, e quindi si isolano, attraversano la strada, loro pensano ad altro e non guardano quindi ecco la responsabilità del conducente ma anche del pedone, il discorso che abbiamo fatto prima, che ha fatto prima il Presidente, e l'uso del telefono vale per chi è alla guida ma anche per chi cammina, ma anche in bicicletta, i ciclisti. Ma infatti, sono aumentate del 62% le contravvenzioni tra il 2015-2016 nei confronti dei ciclisti. Perché poi l'impressione non solo per uso proprio del telefono è quella che quando ci troviamo a piedi in bicicletta, come dire, ci facciamo una vale ragione. tutto. Certo. Il pedone ha sempre ragione, se no ci hanno insegnato a scuola guida. Esattamente. Ora invece è un po' da rivedere. Esatto. Per il codice della strada è vero fin là comunque, perché se io mi metto a attraversare dove non posso, cioè non è che ho ragione, ma anche se ho ragione, è come dire che se io vado a 50 all'ora dove c'è il limite dei 50, posso farmi la pedicure perché tanto vado a 50 all'ora. No, cioè io devo stare attento. Assolutamente. Perché comunque devo stare attento a quello che sta accadendo intorno a me, e questo vale per i ciclisti, per i pedoni, per chi va a cavallo o qualsiasi altro veicolo. E per tutte le età. E per tutte le età. Non solo per tutte le età. Dicevamo prima, abbiamo la fortuna di avere tante telecamere nei centri abitati oggi e quindi riusciamo a far vedere nelle attività educative o comunque di informazione che facciamo. Tra l'altro al 13 di aprile ci sarà un bellissimo evento condiviso con l'ACI e con molti altri soggetti istituzionali, proprio un weekend dedicato alla sicurezza stradale. Approfittiamo anche magari per così lo possiamo dire, perché è un'attività assolutamente patrocinata dalla nostra prefettura a Treviso, quindi insomma un'attività del tutto istituzionale che si svolgerà in parte in prefettura all'inizio e poi al centro commerciale Conè di Conegliano per 2 giorni in cui verranno fatte prove pratiche di guida e di teoria di sicurezza stradale da parte della polizia stradale, quindi insomma un bel evento. In quell'occasione facciamo vedere dei video e delle dimostrazioni pratiche di quello che ci stiamo dicendo, facciamo vedere agli utenti che prendere il telefonino e come sto facendo, la gestualità che sto facendo io guardandomi la mano facendo finta che ci sia il telefonino per vedere chi mi ha scritto quel messaggio in questo momento, toglie i miei occhi dalla telecamera per quel secondo o due che a una velocità di 50-60 km/h, sono decine e decine di metri che si percorrono al buio, senza vedere niente, ma completamente potremmo colpire qualunque ostacolo ci fosse davanti a noi e neanche sapremmo che ci stiamo andando addosso. Questo è quello che succede e noi lo dimostriamo con il video che fa vedere la persona che magari in quel momento sta guardando il telefonino e la macchina procede e prende tutto ciò che trova davanti. Quindi esistono le prove, la dimostrazione di quello che ci diciamo, non sono solo chiacchiere. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Niente, io vorrei portare un mio pensiero, ma bisognerebbe insegnare l'educazione anche a chi va in bicicletta e chi corre o cammina a piedi, perché non rispettano intanto di attraversare sulle linee e praticamente vengono giù dal marciapiede improvvisamente e ti trovi il pedone da qua a là, che se freno, se ho una macchina dietro, mi tampona. Intanto bisognerebbe insegnare che si devono fermare, guardare a destra
e a sinistra e se possono passare. Certo. Sì, guardi Nadia, forse... cosa, le biciclette che corrono sulla strada, magari anche con le cuffiette, e hanno la pista ciclabile al lato opposto. A proposito, chiedo al volo al comandante, quando c'è una pista ciclabile è d'obbligo l'utilizzo? Assolutamente sì, quindi si viene sanzionati se si circola sulla carreggiata dedicata ai veicoli quando c'è la pista ciclabile. Ha sentito Nadia? Certo. Me l'hanno già staccata, mi perdoni, la salutiamo e la ringraziamo, comunque insomma... Corretta l'osservazione della signora Nadia, assolutamente non si può circolare sulla carreggiata ordinaria quando è prevista la pista ciclabile per le biciclette, con buona pace dei ciclisti che ambiscono anche al professionismo e che devono, nonostante questo, usufruire della corsia loro dedicata. Così come non si possono attraversare strisce pedonali in sera la bicicletta. È la stessa cosa, e quante volte si vede? Che sono previsti, sì, ce ne sono alcuni. Esatto, ma siccome non sono molto frequenti, il Presidente ha detto una cosa importantissima, perché è uno dei fenomeni più diffusi e non percepito come illecito, perché la persona in bicicletta che si ferma e appoggia i piedi a terra, stando sul sellino, aspettando il momento per attraversare sulle strisce pedonali, sta commettendo un'infrazione. E quando noi poi rileveremo l'incidente, speriamo non tragico per quella persona, gli faremo una contestazione e la sua assicurazione non gli pagherà i danni, o glieli pagherà solo in parte, perché verrà dimostrato la sua responsabilità. La bicicletta non può attraversare sulle strisce pedonali se non portata a mano dall'utente. Io poi c'ho un'altra cosa che mi fa imbestialire, il mancato utilizzo di una fanaleria nella bicicletta. Ah, beh, certo. Perché insomma io abito in campagna e spesso ci troviamo su strade in cui è impossibile vedere una bicicletta se non all'ultimo, perché magari è dietro una curva e la gente non capisce quanto è pericoloso questa Assolutamente, pratica, anche su questo abbiamo della documentazione che spesso usiamo insieme negli incontri che facciamo, dei video che dimostrano, facciamo vedere proprio con un video reale quanto si vede un utente di notte che sta usando la bicicletta senza luci, senza catarifrangenti, quanto si vede se ne sta usando qualcuna sì, qualcuna no, e quanto si vede se la sta usando completamente. Tutti questi video si trovano comunemente su internet, sono facili da trovare, noi invitiamo a guardarli, andate a guardare, andate a provare cosa vuol dire, perché vi renderete conto che la differenza è clamorosa, perché oltre alle luci il ciclista deve avere anche i catarifrangenti, non solo le luci, e se porta le sue dotazioni di sicurezza, luci, catarifrangenti, il ciclista è visibilissimo, si vede benissimo. Certo. Ultima pausa. Tutto l'anno. Siamo ancora in onda, ultima parte di quest'ora 13 dedicato al pericolo delle strade e c'è probabilmente qualcuno in linea da casa. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sì, niente, sono Luca, provincia di Venezia. Buongiorno Luca, prego. Seguendo la trasmissione che seguivo il comandante della polizia che diceva che appunto che i ciclisti dovrebbero correre sulle strisce, sulle piste ciclabili. A me è successo che una persona alle 5 del mattino, una bicicletta da corsa, senza fanali, senza niente, non correva sulla pista ciclabile. Io stavo svoltando a sinistra in una zona industriale in un paese qui del veneziano. Lui doveva fermarsi se avesse corso sulla pista ciclabile, perché la pista ciclabile segnava stop, doveva lasciare che i veicoli entrassero nella zona industriale, questo non correndo nella pista ciclabile, ma centrato in pieno su un'auto, perché io lavoro di notte con una vigilanza, ma centrato in pieno praticamente sulla fiancata della macchina. Questo è caduto per terra, si è fatto male, praticamente mi ha denunciato per lesioni colpose, insomma i carabinieri hanno multato perché non correva nella pista ciclabile e è riuscito, non si sa perché, a farci togliere la multa praticamente là. E alla fine l'assicurazione lo ha strapagato, perché lo ha strapagato pari a una cifra molto importante, perché si era rotto la mandibola, una cosa del genere. E questo non contento mi ha fatto causa all'autista della macchina, perché io l'auto è un'auto aziendale e l'assicurazione ha pagato, ha dato dei soldi con diritto, senza chiedere il diritto di non rivalsa, e lui ha fatto rivalsa sull'autista.
Praticamente, morale della storia, mi sono partiti fino adesso 4.000 euro di avvocato per chiudere questa faccenda con questo personaggio qua. Però lui ha preso ragione in pieno anche se non correva sulla pista ciclabile. E questo non capisco perché. Allora, per tanto grazie per aver chiamato e si vede che sta dando attenzione alla trasmissione, la ringraziamo. Sì, assolutamente. Allora, ovviamente il caso concreto andrebbe analizzato nella sua specificità e quindi è difficile sapere perché è andata in quel modo quel singolo processo, perché sta andando in quel modo. Però c'è un elemento che possiamo dire subito di questo signore che ha chiamato, e cioè che il ciclista è stato multato. Quindi è stata applicata la norma corretta che prevede che lui non potesse circolare su quel tratto di strada perché c'era la pista ciclabile. Poi noi sappiamo benissimo che nel nostro ordinamento esistono anche dei motivi per cui può essere annullata una sanzione amministrativa che non sono legati al merito e quindi alla giustezza, se così si può dire, della sanzione, ma magari a un vizio di forma. Certo. Magari il verbale aveva un difetto per qualche motivo ed è stato annullato per questo motivo, quindi non è detto che, cioè, non possiamo conoscere questi aspetti, però l'elemento di partenza è corretto, quindi è quello che ci siamo detti qui: non si può circolare con le biciclette fuori dalla pista ciclabile. Allora, io avevo un approfondimento da fare, ma avremo poco tempo, ma devo assolutamente chiedervelo. C'è un problema anche di revisioni. Ok? Cioè, voi sapete, i veicoli sono posti, quelli nuovi entro i 4 anni, dopo il quarto anno devono essere revisionati e da lì in poi ogni 2. C'è un incremento, mi risulta, no? Delle mancate revisioni, sì. Che la cosa non è una cosa da poco, perché insomma... No, assolutamente non è un dato confortante, perché da questo punto di vista abbiamo riscontrato insieme al Ministero dei Trasporti, che ci lega, il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti hanno una convenzione e dal 2007 operano controlli congiunti con personale di polizia e personale delle motorizzazioni proprio, e fanno su strada una revisione vera e propria ai veicoli, mentre la parte, diciamo, il controllo amministrativo viene fatto dagli operatori di polizia. Quindi c'è questo accordo fra ministeri, e grazie a questo accordo abbiamo un dato molto preciso su questo fenomeno, che in Veneto non è confortante, perché abbiamo riscontrato dal 2016 al 2017 un incremento del 18% delle mancanze di revisione ai veicoli, e questo sicuramente non fa bene, perché ovviamente... Immagino, dottor Beni, questo sia un pericolo, perché i veicoli vanno revisionati affinché siano efficienti. Certamente sì, è un pericolo. Non so se questo aumento in percentuale della mancata revisione sia dipeso da una dimenticanza del proprietario del veicolo, che magari non tiene nella patente, quando ti sta per scadere ti arriva la comunicazione, ricordati di rinnovare la patente che ti sta per scadere, la revisione non ti arriva la comunicazione, e quindi devi tu, proprietario del veicolo, monitorare e sapere quando scade. Certo che è un dato preoccupante anche quello, perché un veicolo non revisionato sicuramente non è un veicolo sicuro per la circolazione. Possiamo parlare solo, per citare un solo esempio, il caso della tragedia del pullman di Avellino. Certo. Ricordiamo che è emerso una revisione falsa in quel caso sul mezzo, che è caduto alla cavalcavia con 50 morti. Sì. Ecco, solo per fare un tragico esempio. Ecco, io volevo aprire una tragica parentesi che ha composta da una lettera e da una cifra, A4. Quasi quotidianamente ci sono, soprattutto dovuti a mezzi pesanti, degli incidenti incredibili in quell'autostrada. La domanda è, siccome poi sappiamo essere un'autostrada che collega l'Est Europa con l'Ovest Europa, e quindi penso che il 90% dei veicoli pesanti siano stranieri, verso questi che cosa potete fare? Perché la sensazione è che lì ci sia il disastro, cioè probabilmente, anche se in Italia abbiamo un incremento delle mancate revisioni, però se mettiamo a caso 10 veicoli pesanti italiani e 10 che frequentano quell'autostrada, io ho l'impressione che la percentuale di gente non in regola sia assolutamente maggiore dall'altra parte. Potrei sorprendervi con un dato statistico, che ovviamente non è mio e mi è stato fornito, diciamo, dagli uffici competenti, e anche qui frutto dell'accordo con il Ministero dei Trasporti e dei servizi congiunti, perché la maggior parte delle sanzioni che noi facciamo a veicoli stranieri non è per la mancanza di revisione, ma è per l'abusivismo nel trasporto.
e quindi per violazioni legate alla, diciamo alle licenze, al sistema autorizzativo, che è molto complesso e non potremmo trattare qui per ovvie ragioni, e questo è il vero fenomeno in grande aumento. E in realtà il veicolo che proviene dall'estero spesso e volentieri è un veicolo in efficienza, nuovo, che non invoglia essere fermato. Molte volte questo effetto, diciamo, copre, cela delle violazioni molto gravi, che sono quelle alla documentazione che consenta il trasporto internazionale. Questo è il fenomeno più evidente. Diciamo, siccome poi mediamente sono stranieri, cosa succede? Cioè, quindi o sono distratti o guidano per troppo tempo? Beh, la guida per troppo tempo è un dato che è in enorme aumento negli ultimi anni, quindi la violazione dei tempi di guida e riposo è un fenomeno assolutamente in aumento, l'abbiamo detto diverse volte nei nostri incontri anche con gli organi di stampa, perché è un fenomeno assolutamente legato a logiche imprenditoriali che quindi ovviamente sfuggono al nostro controllo, perché chiaramente... italiani, lo e so anche perché, per i nostri assolutamente perché mio fratello appunto fa l'autotrasportatore, lui denuncia spessissimo sto fatto della poca elasticità anche da parte della ditta a concedere pause più lunghe, una pressione probabilmente di costi. Chiaramente questo è legato all'attività imprenditoriale, è evidente che l'imprenditore ha interesse, diciamo, a compattare le ore di viaggio per poter fare magari più trasporti, e questo ovviamente cozza con la normativa che è tutta di derivazione comunitaria. Quindi mi perdoni, siccome io ho detto una cosa prima, quindi è solo una mia sensazione a questo punto che i veicoli pesanti esteri siano in condizioni peggiori rispetto a quelli italiani? Beh, in questo momento dire, lo dico con grande serenità, perché insomma in questi anni l'abbiamo visto evolvere il fenomeno. Anni fa il veicolo dell'est effettivamente si presentava ai confini molto molto malmesso, fra virgolette. Oggi il fenomeno è, non voglio dire invertito, ma quasi, nel senso che addirittura noi abbiamo molto più facilmente veicoli che vengono dall'estero in perfette condizioni e magari tutt'altre violazioni, diciamo molto più difficili da vedere, diciamo, e magari qualche veicolo nostro che traballa su qualche accessorio. Dei pneumatici, vedete che comunque poi le sensazioni sono personali. Beh, questo è significativo perché la sicurezza percepita e la sicurezza reale sono due concetti ovviamente diversi e entrambi estremamente importanti, perché è inutile avere la sicurezza reale se poi però le persone si sentono insicure. Questo è, insomma, miriamo a quella reale, poi che il paladino della situazione lo convinciamo. Da questo punto di vista è importante secondo me un parallelo che copio dal nostro capo della polizia, che ci dice: noi siamo oggi molto spaventati dal fenomeno terroristico, ma forse non realizziamo che il fenomeno terroristico in 5 anni in tutta Europa ha fatto 400 vittime circa. Ogni anno in Italia muoiono 3.500 persone per incidenti stradali. Sì. Certo. Questo fa capire quanta importanza diamo noi mentre parliamo agli incidenti stradali, e questo è il motivo per cui ringraziamo anche queste occasioni che sono importantissime, perché non ci rendiamo conto che questo fenomeno è la nostra guerra. Fa 3.500 morti all'anno, e questa è la nostra guerra. Il terrorismo che oggi riempie la bocca di tutti e i telegiornali di tutte le edizioni fino ad oggi ha fatto questo. E il dato è oggettivo, insomma, non si può discutere di questo. Pensate che parliamo solo di vittime, poi ci sono i feriti gravi, che incidono tantissimo sulla sanità. I costi pubblici, adesso, non per essere tristemente cinico, ma i costi sociali sono altissimi. Paraplegici, stati vegetativi hanno dei costi elevatissimi. Stiamo parlando di punti del PIL, più il dramma di dover seguire persone, senza contare il dramma umano che ne consegue. Noi abbiamo avuto un ergastolo come famiglia, diciamo, no? Però avere un figlio in quelle condizioni, io ho ringraziato Dio che mia figlia non sia sopravvissuta, perché per i danni cerebrali che aveva accertati dall'attacco sarebbe rimasta in uno stato vegetativo. Cioè, su alcune cose bisogna riflettere, continuare a parlare, continuare ad educare, non avere mai
La cosa di dire sono stanca, sono stufa, mollo, no, parliamone, è l'unico modo per educare. Assolutamente, per chiudere ricordo quello che ha detto prima, ho fatto confusione, quello che ho detto prima il Presidente dell'associazione, che forse tante volte invece di fare incontri con moltissime persone, è meglio averne poche davanti, ma cercare di dare questo messaggio immediato, perché lo si fa proprio molto più facilmente. Signori, grazie, posso ringraziare in particolare lei Maria che grazie ha avuto, a voi, volevo far vedere la mia bella bimba, me lo concede? Certo. E, insomma, in ricordo di Sara che insomma, salutiamo da qua giù e ringraziamo tutti. 13, 14, 15 aprile, weekend della sicurezza stradale. Treviso in prefettura del convegno il 13 venerdì, vi aspettiamo, e il 14 e 15 a Centro Commerciale Conè a Conegliano. Benissimo. Bella iniziativa, grazie. Ce ne fossero di più. Grazie a tutti e anche a coloro che ci hanno seguito da casa. Ciao a tutti. Grazie.